Siamo con Thijs Rasmussen della Danimarca Under 21, il team manager, e siamo anche con il traduttore ufficiale Oreste Cois, volontario che sta accompagnando la squadra in questa sua esperienza friulana. Why did you choose Tarcento? We choose Tarcento because of these beautiful and quiet surroundings and the hospitality we met during our site visits. It's important for us that we can focus and are quiet and access to the training ground is closed for spectators. So it's the whole package what Tarcento can offer. Era un grande pacchetto che Tarcento è offerto a loro, una la privacy, la vista e anche la tranquillità che è qui in questo paese e anche il trattamento che è trovato qua come famiglia, che noi abbiamo provato di fare a loro. E quanti posti avete visto prima di scegliere Tarcento? How many places did you visit before arriving in Tarcento? Oh, we visited 5 places in the area, and actually we chose Tarcento instead of Udinese's training ground, which also was the opportunity we had. Ho 5-6 posti e sono preso sopra di Udinese training ground, da Tarcento sono vinto, quindi loro, in poche parole. Qual è l'aspetto che vi è piaciuto di più, che è più simile alla Danimarca del nostro Friuli? What do you like about Friuli? What is your favorite thing about this area? The similarities between the... Oh, there are no big similarities with Denmark, but we like the weather, we like the great food, we like the nice people, the wine, of course, only for the staff. But everything around here is very beautiful. Non sono tante similarità di Danimarca, ma qui è il posto, il temp, e anche di mangiare e il vino. Avete assaggiato il frico? Did you taste frico? Gubana? When we went to dinner, you had the frico with the potatoes, cheese. The cheese, yes, it's very good. Yeah, we enjoy the food here very much. Sì, plus di mangiare tranquillamente. Dai. Bene, quindi l'augurio è di rivederci presto per le occasioni sportive, magari non solo. Sì, ok, goodbye and thank you and good luck with the future games and we hope that you come back. For sure we will. Thank you. Thank you. Thank you.